un programma assai con la nostra Vavriguccia d'oggi. Un'idea di creazione dava divertire in casa. L'imparare ad una canzone gustante e con Jean Paul. L'amicizia. Ma di noi i nostri animalucci. I nostri appuntamenti preferiti, quello guagliucchetta di Leandro e a voce linda di Bolmari che ci va studia a tutti. Scusami, ma non so se poter radio sta con te perché a rombo i bittori mi sentono un bolso che mi sente i diti che mi frigiano rene che sono tronche. Ma vabbè, ho capito. Se tu vuoi, di se parte il gruppo, ne parleremo dopo. Ma per un momento, ti stai qui che è ora d'après portare a Vavriguccia. Salute Jean-Paul, come va? Salute, vabbè tu. Vabbè, di, si sono contenta, chi abbiamo da cantare torna oggi insieme. Ti aspettavo, mi suonava la canzone oggi. Ah, giusto appunto, chi dia la canzone È oggi? una canzone di un gruppo S che si chiama Fior di Stella, la conosci? Bella sicura che conosco di magnifica e ti propongo di cantarla così i nostri cari residenti che ci vedono l'imparano a tempo. Adi. Sera pisato lo sole, quella mano sopra l'onda, quando piano i ventuleli carizzavano le sponde, che ho visto di la geli, mi contava due voli. Magnifica, bella canzone allegra. La conosci ben più, eh? La conosco perché chi l'ha già ascoltata assai, ma di quantunque è una canzone che ci dà a cuore. Allora Jean-Paul, chi può lavorare in questa canzone? Per principio ci ho lavorato al ritmo, ben inteso. Non è mica semplice tradurre frasi così di melodie, Fammi vedere. È assai lente. Dunque c'è la più respiro tra una frase e l'altra. C'è più tempo. Sera pisato lo sole, quella mano sopra l'onda, quando piano i ventulelli carizzavano le sponde, che ho visto di la geli, mi contava due vole. La 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 la. Magnifica. Perfetto. Oh, Massine, a rombo i bigne a un bolso che mi sente. O che? Un bolso. Un bolso? Ma a spalla non ti sente mica? Ma no, spalla no. E un guido? No, senti, Massine, ma va tutte le partite di un corpo umano. E perché mica? Io sono convinta che mica tutto il mondo le conosce. Miaela. Allora ma vede. Per esempio, so di voce di gue, come si chiama? Beh, qui. A? A guancia. Beh, allora dai. Ti faccio un bacio in ta guancia. Ma tu ne perdi una? Non è mica possibile, eh? Di, Ie. posto che ne sai tante, come si chiama? Questo si chiama uschinco. Beh, sai quanto io ho ricevuto i calci in schinco quando giocavo a pallò? E tanto, protegge schinchi, non ci n'era. Perché hai giocato a ballo tu? Bella sicura, era più forte che Zidane. Ma quante tu ne igi? Non importa che. Un altro affare. Che come si chiama? C'è ma fa una canzone da qui a poco. Lilia si chiama. Lilia, quella è Lilia, ripeti. Lilia. Buona. Quando tu lavori 10 minuti, ti stai un quarto d'ora con le mani in ta Lilia. Cosa vuoi lì? Non faccio un'onda? No, non dico mica che, dico giusto che tu pigli da tempo. Ma tu sei cattiva. Ma no, non sono mica cattiva. Te, per farmi perdonare, ti aveva un bacio dans ta... Come si chiama qui? Mica Mica vagi, aspetta.
A guancia, ribedi. A guancia, a guancia. Aua, hai domani non ta? Chi di è que? Non ta... Sai quando tu lavori e mani non ta è? Non ta? I? Ah? Oh, Lilia! Au. E giusto appunto. Che come si chiama? Ne tai piato tutti i cigarci quando tutti piavi pesi danni. Uschinco, no? Uskin, come non questa? Non ho mica fatto apposta. Ma che poi mi pensavo. Oh santo, sai, ti propongo un affare perché chiaro hai già bello che fumighetti, a fuori a rombo di ripete e parole che tu non stai mica assente. Ci facciamo una piccola pausa. Cerchiamo a farci qualcosa con le mani. Ci imparerei a fare un tocco a te, ci imparerei a fare oggi una ghirlanda di gori. Ah, volentieri. Una ghirlanda di gori. Per fare una ghirlanda di gori ci vuole una rampinatrice, una riga e a carta i segno i parecchi colori. Taglia parecchie strisce in i fogli di colori. Piegali in due. Metti un rampino in fondo. Adunisci i due capi da fa un core. Metti un'altra striscia e arrampinala a prima. Forma un altro core. Fa lo stesso con un'altra striscia e tira avanti e tocca finché non ci sia più strisce. Si cambia i colori ogni tanto. Si potrebbe anche cambiare da un cuore all'altro per un detto. Vierai, adesso è bellissimo. Allora, ora tocca a te. Era ora che tu venghi. Dove eri? Travaglio io ti dico, credi come in comune. Non fai che lavorare, manco noi lavoriamo. Impareremo una canzone a sei idee lì, eh? E quale sai la canzone? Allora, la canzone si chiama Fior di Stella di gruppo E. A conosci mica questa No, canzone? questa no. Allora, adagio da cantare, Sì. e mo da lavorare per non c'è lavorare un al ritmo, eh? Se tu vuoi lavorare con noi. Sicuro. Allora, sta a sente. Sera pisato l'usole, a te. S'era pisato lo sole, Quella mano sopra l'onde, quella mano sopra l'onde. quando piano i ventuleli Quando piano li ventoleli carizzavano le sponde, carizzavano le sponde. che ho visto di la geli, Che io visco di la geli, mi contava due vole. mi contava due vole. Vedi che ce la vai? Melodia poco preso. A poco presto. Allora, continuiamo a scoprire la canzone. Vai. Mi accompagni? Facciamo la seconda partita. Yeah. Essa oggi discidava di una notte becciagoni, ribombava la notizia per li uguali e li walloni, li portava l'amicizia e anche
spurgulaua. Chi lo mondo si discedi per vedere quella zidella che li nasci nuderzetti e anche qualche padiella in su giorno che l'usi vesti o di nada fiore di stella. Allora, chi ne pensi di sta canzone? È magnifica, parole magnifiche, sta nascita di Maria Stella. Di fior di stella, A ma fior non ci di sta manca stella. assente. Qual è che l'ha scritta questa canzone? Di Cristofano Filippi che ha scritto Ah. questa canzone magnifica. Così di, noi siamo appassionati di canto, ma ce n'è un altro che è appassionato di canto e che ci aspetta in casa per cantarci una canzone. Ma voi di noi, se voi volete mandarci qualche canzone, fate la burra, mandateci la vostra video e che così potrete partecipare a Fabriguccia. Dopo i cantoni sento l'umore otte in sui chiù castiru tante bricias dobbiote o sento e catene un mio cuore si spegne tante giorni spero e tante non avviene nella mia vita non ho tu ruina per sedere sopra un regina. Dite solo mi fermo un rigor svanito, soffiute lo labre e silenzio verredo. Chi osa giustizia non è che barbaria per stereso, ma tu c'ho qua vita. Un signore chi senti ha già amato tu gente, che morre salugioso, ginato e l'ombra spente. Abiti fredda di mane manco lume, poi la mia mente oggi corre un fiume, quello di vendetta, un sangue di furdani, di la mia mano ferra e la paligani. Progettano da stella a stella di speranza, libertà, feriando frenza. Staterà giù in un mare, anche se perdo la vita, pensando la vendetta per l'anima traita. Prima dei boi chi loro si avvicina, usano del re, non mi porta la marina. Parena lo fuggile, Parigi sarà triste, sentere cantare l'ombra di Monteresto. Parena lo fuggile, Parigi sarà triste, sentere cantare l'ombra di Monteresto. In un frattempo, io ti propongo di parte in Africa a scoprire qualche animale là. Chi ne dici? Ah, io vengo intero in Africa. Allez, andiamo in Africa. Odite, a sapete che un rinocero può dire un gorro di un naso? Difatti, sti animaloni sono famosi per i suoi gorri tremendi. Un rinocero bianco è uno degli animali più maiori del mondo. Sta a piccoli gruppi e gli piace la compagnia. Invece, un rinocero nero preferisce a stare solo. Urisi dalla cadi di moa di giorno, di regola mangia e bie di notte a frescura. I rinoceri bianchi e i neri campano tremendo in Africa e danno due gorri. Uguccino, un rinocero indiano, sta in Asia e Coro un neanche uno.
I rinoceri non vedono tanto bene, ma pa nasai, pa senta, so i tarcani. Non l'hai mai visti, so riccioni? E ora, chi c'è da scoprire? Odide, a sapete dove di stanno i giaguari? Stanno in foreste tropicali, i pantani e i savani, ma mai lontano da un fiume o da un lago. Il suo abitato è lo stesso qui di coccodrilli, i capibara e parecchi aceti coloriti. Il giaguaro è il terzo velino selvatico più maggiore dopo il tigru e il leone d'Africa. Sono cantè di forzuti e sono morticature potenti, anche più potenti che qui da dei leoni. Sono i tarcanissimi panutà, che sono avvezzi a cacciare animali acquatici, tali i caimani e i capibara. Stanno in livoresti viti e non si può investigare o vedi facili. A un giaguaro gli piace stare solo, un campa mica in famiglia. Quasi pedi picciolata si confondi con uso ambio. I piccioli parino i fiori e difatti sono chiamati rosetti. Allora, Santo, spero che tu ridenu di tutte le barte di un corpo che abbiamo visto innanzi. Bella sicura. Vuoi che ti rammenti? No. Abbiamo da imparare d'altri, d'accordo? Bella sicura, io sono qui per imparare. Allora, vedi, Eh. così, Eh. si impensierito, mi vedi? E chi si intraccia di danni? Come si chiama qui? Questo si chiama... Si chiama Aspetta. Bavello. Si chiama Bavello. E di che tu dici che tu conosci tutto il corpo. Vedi, la io ho un puntalingue, con tu mi è cascata in terra. Ma che fai? Cerco a elo. Oh, mamma, non ne posso più. Guarda a me. Che chi è? Qui hai visto me come si vale? Ma come si chiamano? Aspetta, 30 secondi. Uso Brasiglio. Oh, meno che essa, meno. Era ora. E cosa credi? Sono mica nadueri, no? Ah no, ma si vede, visto i tuoi capelli, si vede che tu sei nadueri, E dimmi appena, se ti faccio vedere questa parte di un capo, chi è qui? Allora, quelli... Aspetta, non di inonda. Quelli... A Fontanella, Fontanella! Beata Fontanella Ma che fai? Va la finita? A va piove. E poi in puleggi tutto, non è mica possibile. Te, e mu da vedere se tu ti ne ricordi bene, e mu da rimettere in ordine. Che chi è? Uaelo. Ah, Ho pensato a Pavela. a due tu basta di imbuleggiare tutto, dopo dici n'importa che. Vabbè. Che è di u? Uaelo. Vabbè. Che è chi è? E sopra Gile, ti ho già detto. Che chi è? Questo, Beata... Ma va la venita, sai ciò che è qui? Sai ciò che è qui? Qui è di Avuntanella, di ciò che tu mi bigli quando tu mi annarbi. Oh, babà, non ti annerverà di più. Oh, va travagliare. E va a lavorare e cerca di ridere appena. Ne posso più. E così ne aiuta a approfittare per chiamare un amico Leandro, aiuta a vedere ciò che non ne sa di questo corpo umano. Salute Leandro, come va? Vabbè, e tu? Benissimo, che fai in casa? Beh, oggi ho deciso di fare un piccolo buongiorno alla fabbricuccia. Buono Leandro, sai che oggi si parla di parte di un corpo, si parla di noi, di una condizione fisica. Dimmi appena, tu, sport, dei pratichi? Io faccio basket, è un sport collettivo. Ah, il basket è un sport collettivo. In dove lo fai? In Aiaccio? Il club è l'ABC. Allora, dimmi appena, chi è che ti piace nello spirito di suo sport, di un sport collettivo? Chi è che ti piace a te? Beh, ciò che mi piace è che o vinciamo insieme o perdiamo insieme. E allora, che è un spirito che ti garba assai, ti piace? Ma ci sono di sport che tu fai solo? A vela, a natazione o karate. Dunque, la natazione, tutto questo è a bordo di mare? Yeah. Dunque, chi è che ti piace a te? Non va tu di sport di mare?
Dunque, di già mi piace andare presto al mare, come kayak e tutto, ma dopo è bella, ho scoperto qualche anno fa e dunque mi piace da assai. Ah, dunque sono parecchi anni che tu pratichi a vela. Yeah. Ma come si passa? Pratichi a vela giusto l'estate o si può praticare tutto l'anno? Nantes, où va jouer l'estate, ma a mes professeurs, m'a detto che sarebbe di iscrivermi alla nada, dunque mi sono iscritto alla nada. Ah, dunque devi fare tutto l'anno. Ma come ti vesti per andare d'inverno? Perché chi se tu caschi in mare... D'inverno ce l'ho un po' a scoprarsi. Yeah. E fai di no a natazione, dunque a sai nuda Leandro. Yeah. Chi non fai? Come noti tu? Fai un crawl? Chi fai? Le crawl e la brasse. Crawl e brasse, vabbè, tu sì che sei forte. Ti piace, se tu capito, di andare appena in montagna, di fare qualche spassidiade, qualche lunga spassidiade. Yeah. E durante di Marignana, guarda, in queste montagne c'era una mina di oro e ci sono andato. Ah, e quanto hai viaggiato per andare fino a qua là? A poco presto 3 ore. 3 ore? Tu sì che sei sportivo. Ma hai una domanda facile, Leandro. Con quale ci vai? Non ci vai mica solo quantunque? No, ci ho di volte in Cuba e mamma. Dopo in Marignana sono stato e qui di tanto in tanto ci sono da solo. Sta sente, io ti ringrazio assai per il tempo che hai passato con noi, per aver sperto la tua passione di sport. Ti mando un abbraccione e ti dico a presto, Leandro. Ciao, la di là. Buona, cari amici. Ora è giunto il mio momento preferito. Emo da cantare la canzone Sanasana e poi di noi di chi ci evitate e chi l'avete scoperta tanto a noi. Ma Accompagnateci. conosci manco. Ma beh, sicura che conoscono. Ma vero? Se la conoscono come me. Yeah. Allora, andiamo. Sera pisato lo sole che la mano sopra l'onda quando piano i ventuleli carizzavano le sponde che ho visto di la geli mi contava due vole fiume che curia ad un teso una voce che parlava ad una stella nada per portare la pace in cuore d'una zidella uso lume risplendia essa oggi discidava giù notte beciagoni riumbava la nudizia per gli uguali e gli ugualoni li portava l'amicizia e anche spurgulava chi lo mondo si discedi per vedere quella zidella che li nasci derzetti e ancora qualche padiella sui arno che lo si vesti oggi è nata fiore di stella. Fior di stella. Ecco una bellissima canzone allegra. Spero che la avrete ritenuta. La nostra Fabriguccia è compia per oggi. Ringraziamo la nostra squadra tecnica e poi vi abbracciamo di cuore e vi diciamo a presto. Va bene. A vedere. Vedi.